Autonomia, rivoluzione per tutta Italia, la festa della Lega a Treviso, vice premier Salvini rilancia le istanze delle regioni del nord, solo questo governo, dice, può dare una risposta. Evasione milionaria, la Guardia di Finanza di Vicenza sequestra 46 immobili ad una società del settore degli infissi e serramenti per un valore di 4,5 milioni di euro. Apparterrebbe a Henry Fegut, pescatore di 53 anni, scomparso in laguna a dicembre dopo uno scontro tra barchini, il corpo recuperato all'imbocco del canale dei Petroli, la conferma da un tatuaggio sulla spalla. Nuova vittima della strada nel Trevigiano, la passione per le moto fatale per un operaio di 42 anni di Castelfranco morto nello scontro con un'auto lungo la Castellana a Vedelago. Paura ieri sul Cansilio, in territorio di Cordignano, un vasto incendio favorito dalla siccità ha devastato 3 ettari di bosco, sul posto decine di vigili del fuoco e l'elicottero della regione. Nuovo episodio di violenza a bordo del tram a Padova, viaggiatore senza biglietto aggredisce il controllore e viene denunciato, mezzo costretto a fermarsi, disagi sulla linea. Un'avventura che coinvolgerà la prossima estate 6.000 tra bambini e ragazzi, il Gressa di Mestre che proporrà ai giovanissimi della diocesi giochi, laboratori, uscite ma anche un percorso di crescita ed impegno. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con la politica, con l'ultima serata della festa della Lega ieri in Prato Fiera a Treviso, una folla di persone per il vice premier Matteo Salvini che ha parlato di grandi opere, di immigrazione ma soprattutto di autonomia. Oltre 2.000 persone dentro e fuori il tendone in Prato Fiera accolgono il ministro dell'Interno Matteo Salvini che sul palco non può non affrontare come primo tema quello dell'autonomia. Ma il bello deve ancora venire e il bello sarà quando metteremo il primo storico mattone per la casa dell'autonomia che sarà la rivoluzione per tutto il nostro paese. L'autonomia servirà a fare pulizia, nessuno ti regala niente. Ovviamente siamo al governo in 2 e quindi bisogna reciprocamente sostenersi, aiutarsi e convincersi. Questa è l'unica alleanza in cui possiamo portare a casa l'autonomia. O ce la facciamo adesso o non ce la faremo mai più. E io sono convinto che ce la faremo adesso. Di autonomia nell'intervento precedente a quello di Salvini aveva parlato anche il governatore Luca Zaia. Già il 3 di aprile avremo l'ulteriore audizione in Senato e siamo pronti ovviamente per firmare questo contratto. Come dico sempre io, se si firma e ci danno l'autonomia bene, se no a casa tutti, ovvio no? Il vice premier non ha risparmiato una frecciatina ai centri sociali che in mattinata avevano manifestato contro lo stesso Salvini e il ministro Fontana. Dico grazie anche a quei 10 poveretti che oggi manifestavano in centro a Treviso contro la Lega. Capitolo Popolari Venete poi, tra gli impegni del governo, spiega Salvini, i risarcimenti ai risparmiatori. E qua bisogna fare in fretta. E a volte anch'io mi incazzo essendo al governo. Abbiamo messo 1,5 miliardi, abbiamo approvato una legge, però c'è in qualche ministero qualcuno che aspetta una lettera da Bruxelles e l'autorizzazione da Bruxelles. Basta. Altro tema caldo che sta creando forti attriti all'interno dell'esecutivo, quello relativo alla TAV. Stiamo lavorando perché parta il prima possibile il cantiere per l'alta velocità fra Brescia, Verona e Vicenza, perché più veloce si viaggia, più veloce si arriva in Veneto, più veloce viaggiano le merci. Il ministro ha poi sottolineato il lavoro fatto sul fronte immigrazione. Ero stato a Cone e Bagnoli, dove c'erano dei megacentri, 0. Piano piano. A Treviso come siamo messi, sindaco? A Oderzo, ecco, stasera prendo le prenotazioni. Centri per immigrati da sgomberare. Da dove si parte? Da Oderzo. Immancabile l'intervento sulla sua partecipazione sabato prossimo a Verona al congresso delle famiglie. Non per negare diritti a nessuno, ognuno nella sua vita fa quello che vuole, fa l'amore con chi vuole, mangia con chi vuole e dorme con chi vuole. Però non capisco dove sia il problema se da ministro, da italiano e da papà faccio e farò di tutto per difendere la figura della mamma, del papà e dei bambini che vengono al mondo. Alla fine richiama tutti alle urne per le europee del 26 maggio per poi fermarsi per gli immancabili selfie e foto.
La pagina di cronaca a partire dall'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha scoperto un'evasione milionaria. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 46 immobili ad una società del settore degli infissi e serramenti per un valore di 4,5 milioni di euro. Vicenza, evasione milionaria, la Guardia di Finanza sequestra beni immobili ad una società svizzera ma operante nella provincia iberica nel settore della produzione di serramenti ed infissi in PVC per un valore di 4,5 milioni di euro. 46 gli edifici appartamenti, case vacanze, ristoranti e persino posti barca lungo la riviera romagnola e del Lago Maggiore intestati a società Schermo che sono stati posti sotto sequestro preventivo dalle Fiamme Gialle, oltre a disponibilità finanziarie in conti bancari fino al raggiungimento della somma oggetto della misura cautelare. 2 gli amministratori susseguitisi alla guida della società di capitali, un bolzanino di 67 anni e una vicentina di 53, segnalate alla Procura della Repubblica di Vicenza per violazione alla norma penale tributaria relativa all'omesso versamento dell'IVA dovuta per gli anni dal 2010 al 2014 e per il 2016. Gli uomini della Guardia di Finanza sono arrivati alla società nel corso di un'attività di analisi di rischio e di intelligence volta ad identificare contribuenti con profili di pericolosità fiscale. È così che attraverso l'esame della documentazione dei supporti informatici si sono ricostruiti gli omessi versamenti di imposta sul valore aggiunto. È stato recuperato ieri all'imbocco del canale dei Petroli in laguna a Venezia il corpo senza vita di una persona. Un tatuaggio sulla spalla confermerebbe che si tratterebbe del pescatore di 53 anni scomparso a dicembre. Buongiorno da Venezia, il cadavere che è stato avvistato ieri mattina verso le 9 da un pescatore all'imbocco del canale dei Petroli, poco lontano dalla diga di Malamocco, potrebbe essere quello di Endri Febo, il pescatore di 53 anni che è scomparso lo scorso 22 dicembre in laguna dopo uno scontro tra barchini. Ci sono infatti 3 segnali che ricondurrebbero a lui: il tatuaggio di una testa di tigre sulla spalla, un paio di occhiali e le chiavi dell'automobile. L'ufficialità però sulla sua identità non c'è ancora, potrebbero volerci 2 o 3 giorni. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione dopo essere stato tanto tempo in acqua e senza un esame specifico come quello del DNA, un riconoscimento, non si può dare un'identità certa. Ieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la Guardia di Finanza. Prima di procedere al recupero il corpo è stato esaminato dal medico legale. Solamente dopo qualche ora, intorno a mezzogiorno e mezzo, con il nulla osta del magistrato di turno, è stato spostato su un'altra imbarcazione. La salma è stata poi portata all'obitorio dell'ospedale di Chioggia a disposizione del magistrato. In pochi giorni, una volta dunque avuti gli esiti delle analisi, si potrà sapere con certezza se il corpo sia proprio quello di Endri Febo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Nuova tragedia sulle strade venete. Ieri un motociclista di 42 anni ha perso la vita nel Trevigiano a Vedelago. Un grande appassionato di moto, un fan di Valentino Rossi, niente di meglio in una domenica primaverile come quella di ieri, di un giro sulla sua Ducati, ma lungo la Castellana, nel tratto tra Vedelago e Castelfranco, si è consumato il dramma. Il centauro Antonio Macri, 42 anni, operaio di Selva Rosa, si è scontrato con l'auto condotta da una 37enne della zona che stava svoltando a destra in via Caldelbosco. L'operaio è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto decine di metri più in là. Malgrado l'immediato intervento dei soccorsi e dell'elicottero del SUEM 118 decollato dal Cafoncello di Treviso, Macri non ce l'ha fatta. È morto praticamente sul colpo, straziante l'arrivo sul posto della sorella Silvia che rientrava col marito. Ha riconosciuto il casco, l'autografo di Valentino, ha subito capito che si trattava del fratello. Antonio Macri lavorava alle smalterie castellane ed era il più giovane di 4 fratelli. Gli accertamenti sulla dinamica sono spettati alla polizia stradale. La donna al volante della BMW sotto shock sarà ora iscritta nel registro degli indagati della Procura di Treviso con l'accusa di omicidio stradale. Un atto dovuto, la ricostruzione dell'accaduto è infatti tuttora in corso. Restiamo nel Trevigiano con il vasto incendio che ieri pomeriggio ha interessato 3 ettari di bosco sul Cansiglio. Bosco è andato distrutto dalle fiamme.
Le fiamme alte si sono alzate nel pomeriggio nei pressi di Villa, frazione di Cordignano. L'incendio, che è divampato poco prima delle 16, ha interessato 3 ettari di bosco. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco. Diverse le squadre sia da Treviso che Pordenone, che si sono precipitati nella zona per cercare di arginare il rogo. Presente per aiutare nelle operazioni di spegnimento anche un elicottero e numerosi volontari antincendio forestali regionali. Le fiamme, che si sono propagate in poco tempo, sono divampate nella vicinanza di strada dei Faidel. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera. Il caldo, la siccità e le temperature di questi giorni hanno sicuramente favorito l'incendio. Fiamme invece in una stalla a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Un'anziana è rimasta intossicata e un cavallo è morto. Le fiamme, divampate in piena notte, hanno completamente divorato una stalla a San Martino di Lupari. Nella gabbia infernale di fuoco una cavalla è rimasta intrappolata all'interno ed è morta. Intossicata invece un'anziana che vive nell'abitazione vicina all'allevamento. I vigili del fuoco, arrivati da Cittadella, Padova e Castelfranco, sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica in via Brenta e hanno impiegato diverse ore prima di domare il furioso incendio. Il rogo ha interrotto per parecchio tempo l'erogazione della corrente elettrica, rendendo difficili le operazioni di salvataggio della signora, che aveva inalato fumo e aveva bisogno di essere sottoposta alla terapia d'ossigeno. La donna è stata trasportata in ospedale a Cittadella. Il rogo ha distrutto un'intera struttura dell'allevamento, nulla da fare per la cavalla che è rimasta uccisa dalle fiamme. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono finite intorno alle 2:30 di notte. Dalla provincia al centro città di Padova, con l'ennesimo episodio di violenza a bordo della tram, un viaggiatore senza biglietto aggredisce il controllore e viene denunciato. Nuovo episodio di violenza a bordo del tram, con un 50enne originario di Bari che è stato trovato senza biglietto e che ha reagito aggredendo il controllore. L'uomo stava viaggiando sul mezzo. Quando il controllore è salito e ha chiesto il biglietto, il 50enne per tutta risposta ha offeso e spinto con violenza l'addetto di Bus Italia. Vista la situazione, l'autista ha fermato il tram e chiamato i carabinieri, che quando sono arrivati hanno riportato alla calma l'aggressore, che poi è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, visto che il mezzo, a causa della reazione dell'uomo, è rimasto fermo per quasi 2 ore e pesanti disagi hanno avuto tutte le corse dirette al capolinea sud della Guizza. Numerosi gli episodi di violenza che si sono ripetuti a bordo del mezzo negli ultimi mesi. I lavoratori chiedono più sicurezza e l'impiego di vigilantes privati in supporto ai controllori. E a proposito di sicurezza, a Montegrotto Terme si è svolto il congresso nazionale dell'Associazione Nazionale del Controllo del Vicinato. Il Veneto è una delle regioni dove ci sono più comuni che hanno aderito al progetto. Montegrotto Terme per un giorno è stata la capitale italiana della sicurezza dal basso, quella dei cittadini che fanno rete per segnalare alle forze dell'ordine episodi sospetti che avvengono nei loro quartieri. La città termale infatti ha ospitato il convegno nazionale dell'Associazione Controllo del Vicinato, che in Italia conta l'adesione di 61.500 famiglie. La presenza maggiore si registra proprio in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Controllare le zone condivise e non controllare le persone, questo è anche importante. Io dico sempre che le prime telecamere intelligenti sono gli occhi dei cittadini, gli sguardi dei cittadini, e poi non dimentichiamo la coesione sociale. Ci sono persone che vivono da sole, se inserite in un contesto di un gruppo del controllo del vicinato, anche un supporto psicologico diventa molto importante. Guai a chiamarle ronde, loro si definiscono cittadini sentinelle che, osservando e segnalando, collaborano con le forze dell'ordine. Così si crea sicurezza partecipata, ma anche si fa comunità senza mettere a rischio le persone. I reati predatori sono comunque in calo, questo è un dato di fatto, e anche grazie alla partecipazione dei cittadini, una partecipazione incruenta. Io vorrei sempre sottolineare questo particolare. Noi non dobbiamo essere accomunati ad altre forme di difesa del territorio, la nostra è una forma di difesa incruenta. Si sono confrontati, hanno condiviso esperienze e consigli. A Montegrotto sono arrivati da tutta Italia, come questa signora di Monza, attiva già da qualche mese nel suo quartiere. Modo migliore per poter essere un cittadino attivo. Nel Veneto hanno aderito oltre 40 comuni, si sono formati circa 300 gruppi che riuniscono quasi 10.000 famiglie. Montegrotto è stato uno dei primi nel 2017. Qui sono 700 famiglie e 79 esercenti che praticano il controllo di vicinato. Nessuno deve fare un passo più
lungo della gamba, ognuno deve restare entro il proprio ambito d'azione e agire per il meglio. Quindi il controllo di vicinato, a differenza di altre azioni propagandistiche spesso portate come esempi virtuosi, ma che virtuosi non sono, è un elemento serio il controllo di vicinato che ci permette anche a livello politico e amministrativo di avere un controllo e una reale percezione della sicurezza. Polemiche a Venezia per il declassamento ad ospedale di base dell'unica struttura pubblica presente in laguna, ma l'ULSS Serenissima rassicura sul futuro dello storico ospedale veneziano. Un declassamento inaccettabile per il quale viene chiamata alla mobilitazione l'intera città. Nelle nuove schede regionali che classificano le 68 strutture ospedaliere venete, il San Giovanni e Paolo di Venezia viene ridimensionato a ospedale di base, la più bassa delle 3 qualifiche previste. Un problema serio perché intanto implica appunto un declassamento che porterà sicuramente a riduzione di finanziamenti, poco scarso interesse da parte dei primari ad essere davvero interessati a rimanere a Venezia. Il problema poi per questa città è proprio quello di sentirsi sempre spremuta e mai accontentata. Le schede ospedaliere, ha risposto in un comunicato l'ULSS Serenissima, sapranno conciliare le esigenze di sostenibilità del sistema sanitario veneto e quelle dei singoli territori, con l'opportuna valutazione della specialità di Venezia. Siamo andati insieme alla Municipalità del Lido e al coordinamento della sanità pubblica a parlare con i direttori dell'ULSS che ci hanno rassicurato sul tema dei posti letto. Non si può pensare che, siccome c'è l'ospedale Hub che è l'Angelo di Mestre, i pazienti o coloro che hanno problemi a Venezia necessariamente devono volare a Mestre. Alla fine dovrebbe essere riconosciuto il particolare status di Venezia, con un bacino d'utenza enormemente più grande rispetto a quello dei semplici residenti. Nel frattempo però sono in tanti dal mondo politico e sindacale a chiedere una presa di posizione decisa al sindaco Luigi Brugnaro. Dal punto di vista politico è evidente che la pressione deve essere forte. Il nostro sindaco, che è preoccupato molto per i ponti, adesso il cavalcavia sopra la stazione, il ponte che collega le fondamenta nuove al cimitero. Ecco, questo sarebbe forse il caso di lasciar perdere e magari pensare ad altro. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di inquinamento con il treno verde di Legambiente che ha fatto tappa a Padova, nell'unica tappa veneta, 4 vagoni con una mostra itinerante per illustrare le buone pratiche per avere un'aria appunto meno inquinata. A Padova, la città veneta con l'aria più inquinata torna a fare tappa. Dopo 10 anni il treno verde di Legambiente, il convoglio Green, si è fermato per qualche giorno in stazione per far salire a bordo gli studenti e i cittadini, a cui spiegare attraverso una mostra itinerante quali buone pratiche utilizzare per ridurre la produzione di polveri sottili. Basta auto, utilizzare il trasporto pubblico, la bicicletta o i monopattini elettrici, soluzioni che devono essere potenziate nelle città. Questo è il messaggio lanciato ai giovani cittadini e amministratori del futuro. Parlando di mobilità sostenibile, ad esempio, raccontiamo ai ragazzi come anche le strade possano essere più green. Quelle che vedete sono delle formelle che presentano delle varie applicazioni realizzate proprio attraverso il riciclo e il riuso degli pneumatici esausti. Ad esempio, con questa mostriamo agli studenti proprio come potrebbe essere l'asfalto di cui parlavo prima, quindi un asfalto molto più drenante, quindi molto più sicuro e anche più silenzioso. E questo è realizzato mescolando appunto il pulviscolo derivante dagli pneumatici esausti insieme all'asfalto, al briciolio dell'asfalto. L'arrivo in Veneto del treno verde è stata l'occasione per fare un quadro sull'inquinamento atmosferico di Padova e ciò che è emerso non è per nulla rassicurante. Dal 1 gennaio al 21 marzo in città si sono registrati già 46 giorni con sforamenti di livelli di PM10. La legge, pensate, ne consente 35 in un anno, quindi per il 19° anno consecutivo Padova è già fuori legge e questo è stato l'inverno peggiore per la città degli ultimi 10 anni. La causa principale dell'aria malsana che respiriamo è il traffico, ammonisce Legambiente, che invita l'amministrazione comunale a mettere in campo politiche più green anche alla luce della grande partecipazione al corteo pro ambiente del 15 marzo scorso. Quindi bisogna limitare il traffico dando delle alternative ai cittadini.
Le alternative sono che il mezzo pubblico sia più frequente, perché tutti gli studi dicono che la gente prende bus se non li deve aspettare più di 5-8 minuti, quindi bisogna investire massicciamente sul trasporto pubblico aspettando nel frattempo che sia realizzata la nuova linea del tram. Per la prima volta il cantiere del ponte di Bassano è stato aperto ai cittadini che hanno potuto vedere il celebre monumento da vicino, un'iniziativa proposta dal nostro gruppo editoriale. Trasparente, fredda naturalmente e calma l'acqua del Brenta, ma non sempre così, perché come ben sapete ci sono le brentane e questo testimonia delle portate ben diverse. Sono quelle che dovrà affrontare il ponte e che è in restauro. Vedete qui la tura quanto è più alta rispetto al pelo dell'acqua. Bene, tutto questo è quanto sono venuti a vedere i visitatori che sono arrivati nel cantiere del restauro del Ponte Vecchio. I primi gruppi di cittadini visitatori arrivano nel cantiere del Ponte Vecchio aiutati da una giornata di sole caldo e dai bellissimi riflessi del fiume, un'iniziativa fortemente spinta da Rete Veneta e fatta propria dal Comune. Pochi metri dal nostro monumento più importante, da un elemento identitario della città di Bassano del Grappa, che è stato ammalato per molto tempo. L'ingegner De Stavola spazza via subito ogni idea che veda il ponte attuale come il ponte del Palladio, ma come il prodotto di tanti ponti della storia. Storicamente questo ponte è stato rifatto circa ogni 20 anni. Sono stati messi dei tamponi, delle aggiunte, dei rinforzi, qualche volta è venuto giù con le piene. Per rimanere solo agli ultimi 50 anni abbiamo il 66 che è stato disastroso e il ponte è stato cosiddetto, si è salvato ma non si è salvato, è rimasto distrutto da quella piena. I visitatori erano di tutte le età e sembravano piuttosto soddisfatti. Tutte persone, tra l'altro un po' di ogni età, c'è anche degli anziani e una bambina molto piccola, bassanesi ovviamente appassionati e innamorati del ponte, che volevano vedere da vicino come è fatto dentro. L'idea era proprio di poter vedere un monumento in parte smontato, in parte rimontato e capire come è fatto all'interno, cosa che non si vede ovviamente normalmente. Com'è andata la visita? È stato molto interessante, molto bello, soprattutto si vedono le cose da un altro punto di vista e si capisce molto meglio. Cosa si riesce a cogliere? Direi la portata dei lavori e anche la serietà e l'impegno che è stato messo dalla nuova impresa. Presentato al Teatro Aurora di Marghera il Grest edizione 2019. Un'avventura che durante l'estate coinvolgerà un esercito pacifico e gioioso di 6.000 bambini e ragazzi in giochi, laboratori, uscite, attività, ma anche in un percorso di fede, crescita e impegno a costruire qualcosa di bello con gli altri. Più di 1.500 saranno invece gli animatori, tra giovani e adulti, al servizio dei più piccoli. Sono questi alcuni dei numeri più significativi del Grest diocesano 2019, nato appunto dalla collaborazione tra Patriarcato, l'associazione Noi, Nuovi Oratori Italiani, presieduta da Don Fabio Mattiuzzi, Comune e Daigo Music School. Yes è lo slogan che dà il titolo all'esperienza di quest'anno, che rappresenta anche un valido aiuto per le famiglie durante le vacanze e il periodo di chiusura delle scuole. Così bambini e ragazzi potranno trovare un luogo sicuro di crescita in cui essere accolti e alla portata di tutti. Tutto questo, il materiale, il Grest Yes, è all'interno di un'app gratuita da scaricare tramite la dicitura Grest 2019 ed è a supporto di tutte le attività dei Grest del Comune di Venezia e della Diocesi di Venezia. Alla presenza dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini al Teatro Aurora di Marghera, circa 200 persone hanno affollato il teatro per uno spettacolo, anteprima di ciò che succederà quest'estate. L'app gratuita del Grest sul cellulare lo scorso anno ha battuto il record di 1 milione di visualizzazioni.
Yes, ovvero 5 storie per dire sì. La proposta del Resto 2019 varia a seconda della tradizione delle diverse parrocchie. Può durare da una settimana fino anche a 2 mesi, sempre durante l'estate. Un giro di ragazzi di circa 6.000 persone con più di 1.500 animatori. Vogliamo veramente dare una bocca al lupo a tutti coloro che quest'estate daranno il loro servizio per animare i nostri ragazzi e i nostri bambini. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione di Antenna 3, questa sera alle 20:10 si parlerà di legalità e mafia in Veneto insieme a Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Belluno Treviso e a Francesco Orru, segretario generale Filca CISL del Veneto. E poi a seguire torna alle 21:15 Ring, la politica alle corde, in studio Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Giacomo Milandi, sostenitore di Nave Mediterranea, Andrea Zanoni del Partito Democratico e l'onorevole Dimitri Coin della Lega. Adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana ancora con il bel tempo prevalente, ma non si esclude anche una lieve instabilità su alcuni settori, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà più soleggiato al mattino, col passare delle ore però potrebbero aver luogo occasionali piovaschi sui settori centro-meridionali della regione, in genere di debole intensità. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime comprese invece tra 15 e 22 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Più sole nella prima parte della giornata, poi qualche pioggia sarà possibile un po' ovunque, alternata comunque a schiarite maggiormente soleggiate. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 20 gradi. Il passaggio perturbato risparmierà invece il Trentino Alto Adige, dove invece sarà un tempo asciutto e stabile a prevalere con ampio soleggiamento dappertutto. Temperature minime intorno ai 6 gradi, valori massimi sui 22 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.